un'epoca dominata dal trasporto su gomma, su ruota, viene difficile pensare che per secoli, per millenni addirittura, il modo più veloce, più sicuro per spostarsi da un luogo all'altro non era per strada, sulla terraferma, ma bensì lungo le vie d'acqua. Il bacino del Mediterraneo in particolare era una immensa via d'acqua che non solo univa le sponde del Mediterraneo, ma dalle sponde risaliva lungo i fiumi, penetrava all'interno, in maniera tale che il continente era intersecato da queste vene liquide che trasportavano persone, oggetti, animali in giro per il continente. Bene, nella pianura padana in particolare dobbiamo pensare che questa situazione si è mantenuta fino praticamente all'altro giorno. La pianura padana nell'antichità era in sostanza un immenso acquitrino nel quale bisognava trovare le vie per potersi portare più all'interno possibile ai grandi empori, come per esempio l'Emporio di Spina. L'Emporio di Spina dove si incontravano civiltà fra di loro lontanissime, addirittura gli sciiti arrivavano a commerciare al porto di Spina. Dal nord Europa si arrivava a Spina per commerciare merci che venivano dalla Grecia, eccetera. Ecco allora che nel corso dei secoli si specializzano ingegneri, si specializzano intere generazioni di operatori che hanno come specialità non solo di individuare le vie d'acqua, ma poi progressivamente di costruirsele laddove queste vie d'acqua non ci fossero. Le prime vie di navigazione fluviale artificiale sono il frutto delle grandi bonifiche degli ordini monastici della tarda antichità da un lato, per poi essere riprese dai comuni dell'Italia settentrionale in un secondo momento e poi per essere sviluppate definitivamente nel Rinascimento dalle signorie come quella di Milano, per esempio, che comincia a fare i navigli. Da quel momento in poi lo sviluppo della navigazione interna passa la mano, per così dire, al nord Europa. Perché? Perché nel nord Europa nasce, si sviluppa quella che è il legato della contemporaneità, che è la rivoluzione industriale. Già in Francia, nella seconda metà del Seicento, si realizza quell'opera colossale che è il Canal du Midi, nel sud della Francia, per poi passare ai grandi bacini che portano merci a Parigi e intanto, naturalmente, in Inghilterra, con la scoperta dei motori a vapore, si devono portare le merci dalle zone di produzione dell'Inghilterra del Nord fino giù verso Londra. Ed ecco allora che le grandi opere di navigazione fluviale artificiale passano dall'Italia alla Francia, all'Inghilterra e naturalmente poi all'Olanda, al Belgio e via via al resto d'Europa. In Italia, come sappiamo, la rivoluzione industriale avviene con passi più deboli, se vogliamo, più lenti. Abbiamo testimonianze anche qui di una forte relazione fra lo sviluppo industriale e la navigazione fluviale dei canali, come per esempio qui a Monselice vediamo una calchera, ovvero sia un forno di cottura della calce che probabilmente lavorava con la pietra che veniva ricavata da queste cave,
veniva lavorata direttamente sulla riva del canale che da Padova porta a Venezia, per poter essere poi imbarcato immediatamente sui burchi e portato naturalmente verso Venezia o verso Padova. Sono testimonianze, se vogliamo, minori, ma che comunque testimoniano della forte compenetrazione che è esistita per un certo periodo fra la navigazione fluviale dei canali e lo sviluppo industriale che conosciamo oggi. Salve Florio. Ciao. Stiamo per imbarcarci sul topo da trasporto Jim del Paron Florio Fumani, che ci porterà da Monselice al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Prego, accomodatevi. Grazie. Il canale di Battaglia sul quale stiamo navigando è uno dei più antichi che siano stati costruiti in Italia. Fa parte del grande complesso di opere idrauliche che hanno governato da sempre l'accesso alla Repubblica di Venezia e faceva parte di un reticolo che portava addirittura fino a Milano, fino addirittura a Bologna. Pochi sanno che fino agli anni 30 si poteva arrivare da Bologna a Venezia in barca. Siamo nel XIII secolo, già nel XII secolo a Milano si era cominciato a costruire navigli e i navigli erano parte di una grandiosa opera di bonifica portata avanti dagli ordini ecclesiastici, i quali avevano come compito, si davano come compito il recupero delle terre coltivabili e quindi la canalizzazione delle acque di refluo, delle acque reflue in canali che diventavano appunto vie navigabili per il trasporto di merci, di persone e di cose. All'interno delle stesse città, Venezia, Milano, Bologna, Padova, tutte le grandi Ferrara, sistemi di canali venivano utilizzati come mezzi di trasporto per poter portare da una parte all'altra della città persone e cose, evitando gli spesso disagevoli passaggi in terraferma. Le vie d'acqua sono da sempre quindi naturalmente anche di importanza strategica. Il controllo delle vie d'acqua che portavano dalle foci del Po a Bologna fu spesso materia di contenzioso fra bolognesi e veneziani, che addirittura avvennero ad una guerra nel 1270, fra il 1270 e il 1273, Bologna e Venezia combatterono via mare per la prevalenza agli ingressi delle foci del Po per il commercio con l'interno. Dunque le vie d'acqua sono state per tanto tempo molto trafficate, c'erano convogli addirittura di barche come questa trascinati nelle cosiddette andane dai vapori nei primi del Novecento, che risalivano il fiume oppure lo discendevano per poter portare le merci fino alla città di Venezia. Un'ultima forse interessante e gustosa annotazione è questa, che addirittura un personaggio come Tiziano Vecellio fece la discesa dal Cadore, di dove era la sua famiglia, fino a Venezia su un convoglio di zattere che portavano legname dal Cadore fino a Venezia lungo l'asta del fiume Piave. E per tornare a noi, per tornare su questo canale che stiamo navigando adesso, Francesco Petrarca ebbe un bellissimo funerale, spettacolare funerale lungo questo canale.
c'è male. A posto. Ogni tanto ci vediamo, Ci vediamo. Eh. Vedo che lei è sempre indaffarato. Beh, qua bisogna essere sempre indaffarati. Se si vuole tenere in piedi questo museo, Ideatore, curatore, primo direttore e anima e diciamo corpo che del museo. non avrei mai immaginato, quando tiravo la mia barca con le spalle sull'argine, di diventare il direttore di un museo. Che finiva dietro una scrivania. Sì. Se il ciclo della navigazione fluviale per fini economici e commerciali in questa parte del mondo è finito, assistiamo però oggi ad una nuova nascita. Dagli scheletri, da ciò che rimane degli ultimi burci da trasporto, nasce un nuovo tipo di navigazione lungo i canali, lungo i fiumi, lungo i litorali della nostra penisola. Il turismo fluviale rappresenta un nuovo capitolo importante, in espansione, di quella che è una storia che, come abbiamo visto, ha preso le mosse molti e molti secoli fa.